a spaccarsi la schiena. Cazzone, Malta, Mattone, Cazzone, Malta, Mattone, su e giù dai ponteggi. E poi torni a casa e la prima cosa che ti chiedono è picchiare il tuo figlio. Tu, che quando in baracca ti spogliavi delle fatiche della giornata, pensavi al suo futuro, a un futuro di ingegnere, avvocato, dottore, che non abbia un futuro come il tuo, fatto di privazioni, di fatiche, con a casa una moglie che per tanti mesi all'anno è una vedova. Tu, che non puoi vedere di tua madre, che ogni giorno invecchia e ogni giorno ha sempre più rughe, o di tuo padre non puoi vedere, che ogni giorno è più piegato dalle fatiche, dagli anni, ma orgoglioso di te. Mio papà lavorava in Germania, andava, tornava, andava quasi sempre di notte. Ho pensato che ci vuole veramente tanto coraggio entrare nella mia stanza dove io dormo, chinarsi sulla mia fronte, darmi un ultimo bacio e poi via senza girarsi, perché se ti giri. Un giorno la mia mamma mi dice: Beppe, sei grande ormai, sei un ometto, domani verrai con noi, portiamo papà a prendere il treno. È stata una gran bella idea. Quando arrivavamo alla stazione, ad aspettare il treno c'erano già tante donne, tanti uomini, tanti bambini. I bambini giocavano tra di loro a saltare le valigie come fossero ostacoli o a nascondersi dietro le persone grandi. Le donne parlavano tra di loro con voce sommessa, mentre gli uomini tra di loro parlavano con un fare molto allegro. Quando arrivò il treno, gli uomini salirono sopra, deposero le valigie sui ventiani e si sporsero al finestrino. E il mio papà parlò prima con la mamma. Non lo so cosa si dicevano. Erano parole che mi giravano, ma io non volevo sentire. Poi il papà parlò con me. Forse mi diceva di essere bravo, di comportarmi bene, di essere bravo a scuola, di scrivere, di mandargli dei disegni. Erano parole che io non sentivo. Ad un tratto un signore in divisa, tutte le porte dei vagoni si chiusero immediatamente. E il signore, per favore. Il mio papà è rimasto sul treno e lui vuole scendere. Può aprire? Signore, per favore, il mio papà è rimasto sul treno e lui vuole scendere. C'è qualcuno che può aiutarmi? Il mio papà è rimasto sul treno e lui vuole scendere. Quando vidi il treno partire, iniziare la sua corsa, dentro di me scoppiò un uragano. Se nessuno mi aiuta, faccio tutto da solo. Abbasso la maniglia, apro la porta, il mio papà scende. Abbasso la maniglia, apro la porta, il mio papà scende. Abbasso la maniglia, apro la porta, il mio papà scende, papà! Impiegai tanto tempo a ritornare. Nel frattempo era rimasta da sola. Le altre donne e gli altri bambini erano tutti andati via. Allora le fui vicino e le dissi: mamma, io non volevo che papà partisse. La mamma mi mise una mano sulla spalla e mi portò al bar della stazione.
mi compra un gelato. Lo sapeva di me. Lo sapeva di te. Grazie, senza vicinanza, direttamente da Osomo. Esattamente, sì. Beh, qui è un piacere, ormai sono un amico di tutti, questo mi fa veramente piacere e onore. Sono felice, sto bene, stiamo bene e veniamo volentieri. Anche noi siamo felici di averli. Grazie.